Ok, allora vediamo oggi una versione un po' diversa di Braccio e Mente, no? Un gioco sempre in due, ma con una mossa a testa, no? Quindi vediamo due direzioni diverse, no? In cui andranno i nostri piani. E la cosa curiosa di questo gioco, secondo me, a mio avviso, è che si possono fare dei disastri anche se entrambi i piani sono buoni, no? Anche se tutti e due i piani che abbiamo in mente sono buoni, tutti e due abbiamo ragione, l'insieme di questi piani può portare al disastro, alla catastrofe. Sei d'accordo? D'accordissimo, d'accordissimo. Quindi proviamo adesso a lanciare una sfida a 5 minuti più 5 per avere sufficiente tempo per non perdere. Vediamo se oggi penso di aver migliorato la mia tecnologia informatica capendo come, come settare i limiti di Elo per avere un avversario. Ok, giochiamo contro un avversario con 2200. Wow, ok. 4, tu giochi ai 5, vero? Sì, Ok, gioco ai 5 e ti passo adesso il link della partita. perfetto. Adesso, come vedi, l'avversario ci ha giocato il gambetto di re. Ok, Ora tocca a te, ora dobbiamo iniziare a lavorare. ok, io gioco D5. Ok, mi piace. Ok. Vediamo in che stile vuoi giocare, se vuoi giocare in stile 300 oppure. Ehm, Gioco in stile che catturo F4 proprio bellamente. Oh, ok, ok, mi piace questa cattura in F4. Sai che un'apertura classica era E4, no? Che si chiama Sì, controgambetto Falkbeer, ma non so bene lo status attuale di questa mossa. E per F4 questa è una delle linee più solide. ok. All'F3, Cavallo F6. ottimo. A questo punto. Ah no, ma forse toccava a me, no? Ah, giusto, giusto, giusto. Ok, ok, muovo io e faccio C6, non so se è buona. Perfetto. È curioso che. Sì, ok. Ok. Che cosa interessante. Ci sono varie opzioni, no? Possibili. Sì. Siamo contro un avversario russo, no? Con più o meno 2200 punti elo. E Che ne sa qualcosa. sicuramente ne sa qualcosa. Ok, andiamo di pedone. Ovvero? No, no, non è braccio-mente. Volevo scaricarti la responsabilità. Allora, pedone per D5. Ok. Ti piaceva? Sì, era una delle due mosse. Sì, sì, mi piace. Ok. Ma che qua penso che siano tante le mosse. Sto facendo le frecce, ma mi stavo dimenticando che tocca a me. Quindi potevo muovere semplicemente senza perdere altro tempo. Sì, Ok. oggi l'obiettivo sarà ricordarsi a chi tocca muovere. Se ci Esatto, ricordiamo chi tocca esatto. muovere, è già un successo per oggi. E nel frattempo andrei a Rocco. Sì, va bene. Ok, a questo punto ci sono varie mosse che mi piacciono. Vorrei farle tutte e tre, tutte e quattro, però ne abbiamo solo una mossa alla volta. Quindi, ok. Allora, mi piace. Allora, c'è una mossa che mi piace, però è troppo materialistica, che è cavallo e 4. Posso dire perché se tanto non la facciamo subito svanisce. Certo. Perché lui arroccherà. Cavallo e 4 è molto materialistica, però giochiamo semplici. Oggi bisogna giocare semplici. Cavallo C6 che probabilmente è anche migliore. Anche Ok, perché tocca a te. l'avversario...
È abbastanza forte. Allora io giocherei ok, andiamo di torre 8. Ah, ok. Io volevo isolare il pedone in G4. Ok, Volevo catturare... Però va bene torre 8. Io pensavo anche alfiere G4. In queste posizioni mi fa un po' paura mettere la torre in E8. hai ragione, E ho hai paura ragione. appunto della colonna F, vedi? Però non Sì, dovrebbe succedere nulla, però non lo so. sì, Però va benissimo. Ora tocca a me. Ora tocca a me. E ora giochiamo questo che ti dicevo di per C4 perché poi magari ce ne pentiremo, ma che grande responsabilità che mi stai dando con questa mossa. Cazzarola. secondo me c'è qualcosa di Sì, ma ai efficace. tuoi occhi sì, ai miei, fai vedere. No, il punto è F7 che soffre. Esatto, Tutto esatto. quello che volevo fare, per esempio, no, vabbè, non dico nulla, però sempre anch'io sono confuso perché c'è questo piccolo dettaglio della torre in E8 che mi sta sconvolgendo un po' i piani che avevo in mente, perché volevo fare, no, beh, ok, però non Ok, dico nulla. allora nel frattempo, dato che veramente c'è quel punto lì incredibile, eh, visto che c'è quel punto lì incredibile, mamma mia, che brutta situazione. Ti direi, che mossa brutta, ti direi cavallo a 5. Ah, cavallo ok. Avevo paura che volessi giocare torre F8 per difendere il punto, però meglio avere un piano sbagliato che non averlo, no? Per esempio, con la torre in F8 a me sarebbe piaciuto giocare tipo con alfiere G4, cose così. Ora tocca a noi, e ora non so se è buona, però voglio giocare alfiere G4 e che... Vabbè, magari ci sono dei problemi, però cosa possiamo fare? Bisogna convivere, anche con 25 secondi, bisogna convivere e questa No, è la cosa che maggiormente mi preoccupa. Ma che in questo nuovo esperimento che non padroneggiamo ancora, forse scegliere di limitare l'elo proprio oggi non è stato il momento migliore, no? Perché... soprattutto qui un 10 minuti mi sa che ci voleva tutto. Sì, o meno elo o più tempo, O più no? tempo, Perché... esatto. Ma è interessante perché basta un solo dettaglio, no? Una sola mossa con cui uno non si trova comodo, che tutti i suoi piani svaniscono. No, però il problema è che, come dicevo, non è che uno dei due abbia piani migliori, perché magari Torre 8 è buonissima, no? La mia sensibilità, la mia visione della No, posizione certo, non me certo. la fa piacere, però potrebbe essere che è buona, come tu poi, a te possono non piacere mosse che faccio io, però anche per questo il gioco è molto divertente. Chiaro, no, sì, Torre 8 È una è mossa naturale, però indebolisce F7, no? F7, sì. Uh. Eh. Ok, Sì. 12, 11, 10, 9, 7. cacchio, ne so, alfiere in H5. Pierina H5, no! No, non te l'ho detto la prima che Volevo il pedone in D4, alfiere per F3, donna per... alfiere per F3, cazzarola. Uh. Ah, Cosa tocca a me, possiamo tocca a fare me. adesso? Ok. Tocca a me. Non so se è buona, Ok, forse... ok, hai fatto benissimo a farla subito. Ora Cazzarola, giocherà donna di panico. 1, dopodiché forse bisogna Torre, giocare... prendiamoci la torre, va? Sì, Ok, prendiamoci il cavallo.
Tocca a me. Abbiamo partita vinta, incredibile che abbiamo partita vinta, no? Nonostante io pensavo che stessimo nei guai, ma forse si sta emozionando per il nostro tempo. Esatto. Ma, Madonna, Andrea, non possiamo giocare così. Almeno tu forse sei Ora più tocca a te, ora tocca a te. Ok, mi prendo Alfiere in G6. Ok. E ora è semplificato anche volentieri, ma va benissimo. Ok. Ora tocca a me. Semplificazione. Ok, ovviamente se cattura andiamo di donna. Incredibile, ce la stiamo cavando oggi. Che Tocca a ora te. parliamo di... vediamo... Scacco intermedio. Ok, catturiamo l'alfiere col pedone H. Ottimo. Ora il cavallo in presa, no? Ne Sì. due. Ok, tocca a te. Tocca a me. Ops, pensavo toccasse a te o facciamo una qualsiasi. Ok. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Il tempo è agli sgoccioli. Magari farò io l'errore. Cavallo in F6? Sì, io avrei anche catturato in E5 forse per semplificare, però va benissimo, la tua è meglio. Ma solo perché con così poco tempo ho bisogno di ridurre la quantità di elementi nella posizione. Ma questa va benissimo. Vediamo, magari era meglio mettere l'incremento di 10 secondi, no? Sì. Vai, vai, vai. Tocca a te. Ah, tocca a me. Oh. Torre qua. Ok. Inchiodatura. Sì. Ok, penso che siamo pronti a catturargli il cavallo. Sì, magnifico, La torre. magnifico, grande, grande, grande. Ora possiamo solo perdere di te. Le ultime parole famose, possiamo ancora Ok. perdere di posizione, ma diventa sempre meno probabile. Il problema, Andrea, è che a 2002 che ti fanno questi errori qui con 3 minuti e mezzo di tempo, se ci giocavo io da solo, non me lo facevano questo errore. Ma abbandonato. Abbiamo vinto, incredibile. Ne ha proposto un'altra, la facciamo? O andiamo a Vai, vedere anche questa? se... Magari facciamo un'altra partita un'altra volta, magari. Sì, dai, no, abbiamo bisogno di più tempo. Abbiamo bisogno anche di vederla, no? Andiamo ad analizzare. Madonna. Qua i 4 e 5, i Già. 5 e qua, ok, qua c'è il motore, qua sarebbe più interessante però avere l'accesso al database. Qua mi sembra, qua dopo C4, qua il motore dice che è la migliore, non credo che sia la migliore, i miei vaghi ricordi mi dicono che alfiere B5, forse alfiere B5 o D4, ma non vorrei dire sciocchezze. No, qua sinceramente non mi ricordo cosa era meglio, però su C4 c'era un bel sacrificio posizionale con C6 e non so se posso fare una digressione, non so se conosci la scandinava con cavallo F6, no? È il giusto che basta No, per... ma sai che se il bianco si appiglia al pedone con C4 è possibile anche giocare C6, giocare così in stile sacrificio, no? C'è un pedone in meno, ma il bianco un pedone arretrato, no? Ok. È un'idea un po' simile, no? Si rimane con un pedone Certo. in meno, quindi effettivamente come si può conciliare questa cosa, il credo del materiale con una mossa come C6? È inconciliabile, la conciliazione che devo averlo letto da qualche parte da bambino, che qua C6 è buona e quindi sto copiando gli appunti. L'unica possibilità. Questa è solo la conciliazione che da qualche parte ho letto che era buona. No, ma qua comunque a parte gli scherzi mi sembra che su D4 il nero può dare scacco, arrocco, alfiere G4, c'era un ottimo gioco, il pedone in D4 può anche soffrire, alcune caselle sono deboli. Quindi non è male questa cosa. E qua su D4 C per D, ok, alfiere B4 penso che va bene, cavallo C3, arrocco, qua penso che stiamo leggermente meglio come dice il motore, ecco qua, vediamo se al motore non piace, il motore dice che
Dice che torre 8 è buona, però dice vantaggio al bianco di più 0,50 e con alfiere G5. Sì, torre 8 in queste posizioni indebolisce il punto in F7. Sì, sì. E perché lo so, perché ho avuto modo di patirne le conseguenze molte volte, quindi ho avuto vari problemi per indebolire F7. Quindi ormai è una cosa che mi è rimasta impressa. No, secondo me una mossa come alfiere G4 può andare bene, ma su alfiere G4 gli si dà l'opzione appunto di evitare il pedone isolato. Io avrei giocato D per C, dopo alfiere per C, alfiere G4, che ne pensi? Anche il motore a prova, secondo me è buona, se ti attacca l'alfiere possiamo giocare così, non sei d'accordo che qua il nero sta bene? Sì, Può giocare di 5, però di 5 non lo so, potremmo addirittura, non so, dare scacco, mettere il cavallo in D4, sfruttando l'inchiodatura e il pedone continua, è passato ma è anche debole, no? Il suo alfiere è chiuso, secondo me abbiamo un gioco di pezzi molto interessante, no? Dopo torre 8 va bene, però sembra che sto continuando a romperti le scatole su questa mossa, ma ti sto rompendo le scatole come le romperei a me, no? Se faccio gli errori, perché spesso io vedo le mie partite e c'è una mossa che non mi piace, dopo tutto il tempo penso perché ho giocato così. No, che l'idea di isolarlo non mi piaceva perché lo vedevo tanto, tanto forte quel pedone isolato. In realtà all'alba, insomma, di come mi però il punto è che è ambivalente il pedone, sia forte sia debole. Se tu per esempio non lo isoli, e diciamo lui non l'ha giocato perché ora va bene fare pressione, ma anche se lui gioca C5, questa maggioranza secondo me è solo forte, no? Cioè metti che lui gioca a 3, alfiere a 5, B4. Ok. No, non lo so, no, più che altro qua ora penso che abbiamo un po' di scocciature. Se prendi, per esempio, io qua volevo fare alfiere G4, però non so, non so se ci sono problemi. Non vedevo bene qual era il problema esatto, ma ero sicuro che ci fossero dei problemi. Non so cosa ne pensi. Ok, sì, ammetto che non vedendo le tue analisi, perché ti sto seguendo. Ok. Sono a donna B3, sono alla mossa 12 alfiere G4, chiedo scusa. Perfetto. Sì. Ok. Sì, e tra l'altro volevo approfittare per ribadire che non stiamo usando un programma di condivisione di schermo, perché se no non c'è modo di pubblicare con il pubblico attraverso le frecce senza comunicare tra di noi. Senza che l'altro possa vederle, certo. Senza che l'altro possa vederle. E dicevo, su alfiere G4, la mossa 12, donna B3 avrebbe infastidito, no? Secondo me. Aspetta, la mossa 12 su alfiere C4, donna B6? No, su alfiere G4, se noi avessimo giocato dopo di per C alfiere per C con la torre già in E8, Sì? secondo me donna B3 avrebbe infastidito, no? Aspetta, sto facendo fatica. Alla mossa 12? Sì, dopo, anziché cavallo A5, no? Ok, Se avessimo giocato una mossa come alfiere G4, sì, donna B3 avrebbe sì. dato fastidio, no? Ok. Beh, molto. Sì, perché il cavallo A5 è una grande mossa, qua io ho detto una grande mossa, al motore non piace però, ecco sì, guarda, per esempio, guarda, casualmente la confutazione è alfiere per F6, sì, qua avevamo anche poco tempo, no? Non stavo bene pensando, vedevo i problemi, ma non stavo pensando esattamente alle sue mosse, qua dopo alfiere per, donna per, ha delle scoperte terribili e vedi che casualmente il punto F7 che soffre, no? Se spostiamo la donna cade F7, se giochiamo G per F6, Certo. va bene, qua diventa molto molto difficile, no? La sicurezza del re. Certo. Cioè se giochiamo dopo cavallo a 5 alfiere per G per alfiere di 3, no? Con alfiere per G per già fatte, no? È un problema, no? Il nostro arrocco. Potrebbe giocare donna di 2, donna H6, abbiamo i pedoni rovinati, no? Ok, mi fido, mi fido ciecamente. Poi le rivedrò in secondo momento, ma... Sì. Dopo alfiere di 3, alfiere G4, ancora una volta non so se è buona, forse aveva ancora alfiere per F6 con qualche attacco di scoperta.
qualche attacco doppio, ma dopo donna di 2 alfiere H5 va bene, secondo me era possibile anche continuare con il credo nel materiale giocando alfiere per F3 donna per D4, però con così poco tempo alfiere H5 va bene, difende F7, ecco A3 è stato un errore grave, cavallo B3, donna D1, ecco qua dopo donna D1, importante, hai detto cavallo per A1, io personalmente avrei giocato alfiere per C3 certo. prima, perché su cavallo per A1 mi dava fastidio A per B4 e non sapevo bene come far uscire il cavallo. Io avrei giocato alfiere per C3 prima, perché su B per C3 cavallo per A1 ora non ha... poi il cavallo intrappolato può catturarlo subito, ma abbiamo la qualità in più. E su donna per B3 salva la torre, ma comunque ci possiamo accontentare, no? Perché abbiamo il pedone in B4 e stiamo meglio. Quindi avremmo guadagnato un pedone. Dopo cavallo per A1 per fortuna non ha catturato l'alfiere e noi adesso con la qualità in più abbiamo giocato bene. Hai giocato benissimo qua, è stato bravissimo. E qua donna E3 secondo me va bene, cioè è completamente, quando io ho giocato donna E3 scacco va bene anche H per G6, però magari se lui fa cavallo E5 dovrebbe essere vinta, ma non so, non abbiamo la donna così attiva, no? Quindi donna E3 prima va bene, qua sei stato bravissimo, cavallo F6 va bene, io volevo giocare torre per E5 per ridurre la tensione, ma cavallo F6 è più forte, no? Perché capita, no? Quando uno ha poco tempo che vuole semplificare così, ma tu sei stato bravissimo, psicologicamente è stato più forte di me qua, torre D8 alla fine è una mossa ottima, no? E, cioè è difficile per lui difendere di 4 e 5, torre per E5 è stato un esito finale positivo, no? Perché c'è l'inchiodatura. Quindi non so, mi sembra che come primo esperimento sia andata un po' di fortuna, no? Ma forse diciamo ci ha lasciato la qualità, se magari la prossima volta che proviamo con questo esperimento possiamo provare ad aumentare anche il livello tecnico della partita. Dai, speriamo e soprattutto ricordarsi chi muove è veramente difficile. Sì, ricordarsi chi muove è difficile. Dovrebbero forse fare un'applicazione, un programma, no? Che permetta, che automaticamente che ti dica chi ha la mossa e ti permetta di giocare così. È vero. Va bene, dai. Va benone ragazzi, allora ci vediamo alla prossima e se vi è piaciuto questo format, che è molto simile a Bracemente, fateci sapere che insomma ne prepariamo di altre. Alla prossima, ciao, un salutone! Prossima, grazie. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!